Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Si avvicina anche quest'anno l'appuntamento con la Giornata della Memoria e, come ormai di consueto per anche noi dell'Ente Regionale Teatrale, approfitteremo degli spazi culturali che abitiamo per coltivare e preservare la memoria dell'Olocausto. In particolare lo faremo dopodomani, mercoledì 26 gennaio, al Teatro Ristori di Cividale del Friuli con lo spettacolo Perlasca, il coraggio di dire no. Ed è proprio a questo spettacolo che è dedicata la puntata di oggi, in via eccezionale il lunedì, del Teatro a Casa Tua. Infatti ne parliamo con Alessandro Albertin, interprete e autore dello spettacolo. Ciao Angela, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benvenuto dunque in questo nostro spazio dedicato al teatro e agli spettacoli in programma all'interno del circuito e parliamo appunto di Perlasca. Perlasca è uno spettacolo che racconta una storia vera e io partirei proprio da qui. Puoi presentarci, Giorgio Perlasca? A presentare Giorgio Perlasca, cosa si può dire di questo signore straordinario, delle sue gesta straordinarie fatte a Budapest durante la Seconda Guerra Mondiale? È, insomma, un italiano di cui vale la pena essere fieri. A me tante volte durante altre interviste, magari fatte in relazione a repliche passate, mi sono sentito dire appunto com'è portare in scena la storia dello Schindler italiano. A me veniva quasi spontaneo dire, ma forse quando si parla di Oscar Schindler bisognerebbe dire che cosa significa parlare di quel signore, più che come Oscar Schindler, che ha fatto comunque delle cose straordinarie, ma del Perlasca tedesco in qualche modo, senza star qui ovviamente a fare paragoni perché sarebbe riduttivo, ridicolo, banale. È una storia che io ho incrociato per puro caso, devo dire. Adesso insomma non credo di fare degli spoiler, come si chiamano in gergo giovanilistico, però il motivo per cui io sono arrivato a approfondire questa storia, perché onestamente già un po' la conoscevo, approfondirla però e scoprirne la maestosità, la grandezza, al punto tale poi da decidere di tentare, se non altro, di scrivere un testo teatrale, di portarlo in scena, nasce da un episodio molto semplice, che è quello di avere portato a dicembre, poco prima di Natale, sì, del 2011, le ceneri di mio padre al cimitero di Maserà di Padova, che è un paesino a sud della provincia di Padova dove mio padre è nato. Tutti i miei parenti, insomma, da parte paterna sono nati e risiedono tuttora in parte in questo paesino, che ha in comune con Giorgio Perlasca il fatto che il signor Perlasca, pur essendo nativo di Como, da bambino piccolissimo, aveva veramente pochi mesi di vita, si è trasferito con l'intera famiglia in questo paesino perché il padre era stato assunto dal comune di Maserà di Padova e quindi l'intera famiglia Perlasca ha lasciato Como per questa nuova avventura professionale del padre di Giorgio Perlasca. Tant'è che se voi per curiosità andate a cercare una qualsiasi intervista rilasciata da Perlasca su YouTube, sentite un evidentissimo accento veneto o addirittura padovano. Io essendo di Padova lo riconosco appunto come tale, perché lui è letteralmente cresciuto in questo paese, ha passato lì proprio l'infanzia, la giovinezza, l'adolescenza. E c'è questa cosa, insomma, abbastanza particolare che accomuna Perlasca con mio papà, e cioè che sono sepolti nello stesso cimitero. Perché Perlasca, nonostante appunto sia nato a Como, è rimasto talmente legato a questo paesino da esprimere, a ridosso evidentemente della morte, il desiderio di venire sepolto in questo cimitero. E quindi quando io ho portato le ceneri di mio papà a Maserà di Padova, uscendo dal cimitero, mi sono reso conto lì per la prima volta di come fosse in qualche modo strano, allo stesso tempo anche molto dolce, molto tenero, molto poetico, se vogliamo, il fatto di vedere
queste due tombe a distanza di poche decine di metri una dall'altra, di due persone a loro modo importantissime, no? Mio padre in quanto mio padre e Perlasca per quello che ha fatto. Tra l'altro Perlasca in modo assolutamente coerente al suo modo di essere anche da vivo ha una tomba di una semplicità disarmante. Uno magari si aspetta di trovare, che so, una specie di mausoleo, invece no, è una tomba semplicissima con a fianco la moglie. Ed ecco, quello è stato l'episodio dove a me è nata proprio la voglia di approfondirla, questa storia, che ripeto all'epoca conoscevo in modo abbastanza sommario. Quindi ho letto tutti i libri che ci sono in commercio, sono entrato in contatto con il figlio, che è uno dei fondatori della Fondazione Perlasca, con la nuora, e ho scoperto questa storia incredibile, di cui si sapeva all'epoca e anche tuttora direi, non dico poco, però sicuramente meno di quello che la storia meriterebbe. E il passo, insomma, da tutto questo allo scrivere un testo teatrale e portarlo in scena è stato abbastanza automatico e ne è nato questo spettacolo che eh, ancora un po' mi stupisce, diciamo, della fortuna che ha avuto a livello distributivo, perché non è il primo spettacolo sotto forma di monologo che io porto in scena, ma i precedenti che avevano comunque, secondo me, la loro dignità artistica, chiamiamola così, non hanno neanche di striscio avuto la fortuna che ha avuto questo spettacolo, che ha superato le 200 repliche e che mi dà e presumo mi darà per sempre, a prescindere da quelle che saranno le mie esperienze future, le emozioni più profonde che io possa provare su un palcoscenico. Beh, questo sicuramente perché uno dei tratti di questo spettacolo è quello di portare in scena la memoria e come ci stavi raccontando è una memoria personale e collettiva e sicuramente raccontare una storia vera come quella di Perlasca che ha molte sfaccettature ma anche dei luoghi molto specifici con te da solo sulla scena presenta una sfida. Come la affronti? Come ti relazioni con un monologo nel raccontare questa storia? Come ti aiuti a creare tutto quello che c'è attorno alla figura di Perlasca? Guarda, il lavoro che è stato fatto da me e da Michela Ottolini, che ha curato la regia di questo spettacolo, è stato un lavoro onestamente molto semplice, nel senso che già a livello drammaturgico il testo presenta delle parti da eseguirsi chiaramente in narrazione in terza persona, poi invece quando ci sono quelle che almeno io scrivendo il testo ho ritenuto essere le scene più importanti di quanto accaduto a Budapest, quindi dei dialoghi all'interno dell'ambasciata spagnola, piuttosto che all'interno degli uffici delle Croci Frecciate, piuttosto che all'interno delle case protette. Lì veniva a crearsi la necessità drammaturgica e poi interpretativa di tentare perlomeno questo sforzo, perché è uno sforzo a tutti gli effetti, di dare vita a dei veri e propri dialoghi, pur essendo io da solo in scena. E quindi il modo in cui io lo faccio è un modo, insomma, abbastanza normale, nel senso che io faccio diversi personaggi in scena, passando dall'uno all'altro con i tempi che drammaturgicamente e attorialmente parlando ritengo essere opportuni, aiutandomi ovviamente con quelli che sono gli escamotage più consueti del teatro, quindi che so, magari cambiando accento, cambiando il tono della voce, il volume, il ritmo, la postura fisica. Per me da dentro queste differenze tra un personaggio e l'altro, a prescindere dal sesso del personaggio, a prescindere dall'età, a prescindere da mille cose, sono molto chiare, molto evidenti, cioè lo sono all'interno della mia testa. La speranza è che questa chiarezza che io credo di avere arrivi anche al pubblico. Devo dire che forse tra i complimenti più gratificanti che io ricevo dal pubblico dopo aver visto lo spettacolo è proprio quello di sentirmi dire è incredibile perché sei da solo in scena, ma io vedo 7, 8, 10, 12 persone.
Oppure, meglio ancora, sentirmi dire che pur essendo la scena scarna, che più di così non si può, perché ci sono 2 cubi neri, che io muovo durante lo spettacolo e che diventano di volta in volta quello che devono diventare, l'interno di una casa protetta spagnola, ad esempio, piuttosto che l'interno dell'ambasciata, piuttosto che l'interno della macchina con la quale Perlasca si muoveva a Budapest, tantissime persone mi dicono: "È incredibile perché non c'è niente in scena, ma io vedo tutto". E questo credo che sia sicuramente un complimento straordinario, perché è proprio l'essenza del teatro, no, se fosse una cosa cinematografica sarebbe necessario avere tutte quelle cose, così come è successo ad esempio nell'ottimo sceneggiato che ormai secondo me risale a più di 20 anni fa, prodotto dalla Rai con Luca Zingaretti nel ruolo di protagonista. Se invece sei in teatro c'è questa magia in più, no, che può non esserci niente, ma tu spettatore puoi vedere tutto. Tutto questo non è facile perché è uno spettacolo innanzitutto di una durata importante, perché dura 1 ora e 40 minuti, da un punto di vista vocale, da un punto di vista fisico e da un punto di vista emotivo soprattutto, non è facile perché io arrivo a piangere ogni sera, magari sono diversi i momenti in cui questo accade, ma, ad ogni replica c'è un momento in cui la corda dell'emotività si spezza e posso assicurarti che io non sono un attore che cerca, la commozione, che cerca il pianto. Arrivano, arrivano per 1000 motivi. Forse il più importante di questi è il livello commovente di, ascolto e di silenzio che c'è in platea ogni volta che io ho la fortuna di raccontare questa storia, a prescindere da chi ci sia in platea, possono essere adulti, possono essere ragazzi, anzi, devo dire in tutta onestà che forse le emozioni più profonde me le sono portate a casa proprio con le repliche scolastiche, perché i ragazzi, contrariamente agli adulti, non hanno il filtro mentale degli adulti che se magari si annoiano in qualche modo non lo danno a vedere, no, magari si appisolano sulla poltrona e attendono la fine dello spettacolo. I ragazzi se non li catturi cominciano a fare qualcos'altro, riattivano i telefoni, cominciano a chiacchierare tra di loro, ridacchiano. E invece ci sono state diverse scolastiche in cui io mettevo all'interno della replica una pausa leggermente più lunga del previsto, perché volevo proprio rendermi conto che ci fosse effettivamente qualcuno in platea. Tale era il silenzio. Infatti c'è un'altra sfida legata a uno spettacolo che porta in scena una storia come quella di Perlasca, è cercare di mantenere viva l'attenzione su un tema come quello appunto dello sterminio degli ebrei, che inizia a essere distante dal punto di vista del tempo e che sta progressivamente perdendo le vive voci di chi poteva effettivamente portare la propria testimonianza. Il teatro può essere un modo per continuare a dare proprio una voce reale e concreta a tutto quello che è successo. Assolutamente. Anche se io però, sono sempre stato convinto di una cosa e l'ho sempre detto anche nelle interviste, quindi lo dico anche in questa. Ehm, io non lo reputo tanto uno spettacolo sull'Olocausto questo. È ovvio che il contesto storico e il periodo è quello, però amo definirlo soprattutto uno spettacolo sul libero arbitrio, sulla possibilità che ognuno di noi ha concretamente di poter scegliere di fare una cosa piuttosto che un'altra. E probabilmente è questo che arriva al pubblico sin dalle primissime battute. Infatti io quando ho scritto il testo diciamo era pronto a un certo punto, mi mancava però un inizio che potesse essere veramente, che avesse la capacità di catturare subito il pubblico e non dare appunto la sensazione che ci trovassimo davanti all'ennesima narrazione dei fatti e l'olocausto e bisogna ricordare quello che è successo, guai a dimenticare, eccetera, eccetera. E questo inizio che io reputo insomma, come dire, adesso non voglio usare un aggettivo che possa in qualche modo
permettermi di crogiolarmi su quello che ho scritto. Però ecco, è un inizio utile. Me l'ha dato l'episodio del Bataclan. Adesso uno dirà cosa c'entra il Bataclan con Perlasca. Quando c'è stata la strage del Bataclan, lo spettacolo infatti inizia così. Io il giorno successivo, aprendo la mia pagina Facebook e leggendo cosa poteva essere successo appunto la mattina prima di accendere Facebook stesso o la notte precedente, infatti il Bataclan, se ricordate, è successo il 13 novembre, insomma, l'ora era tarda. E ho aperto Facebook e c'era una quantità industriale, veramente, di frasi di questo tipo. Un forte abbraccio a tutti gli amici di Parigi e a Parigi tutta. Voglia di fare le valigie e andare a Parigi adesso per difendere ciò che rappresenta. C'è tutta una sfilza di frasi che avevano a che fare con il concetto del vorrei fare qualcosa, ma evidentemente mi costa un po' farlo e quindi mi limito a scriverlo. Così intanto mi metto a posto con la coscienza, chi legge il mio post dice wow, che bello, che profondità, eccetera, eccetera. Ecco, io quando leggevo quei post la mattina del 14 novembre, lì ho proprio avuto una specie di illuminazione, no? Cioè ho detto, eccola qui, l'enorme differenza tra chi di fronte a un avvenimento storico tragico si limita a dire delle cose e chi invece, come Giorgio Perlasca, di fronte al fatto che quotidianamente a Budapest ebrei e anche non ebrei venivano sterminati come nulla fosse, ha deciso di agire e non di chiacchierare, non di scrivere. Certo, all'epoca Facebook non esisteva, però avrebbe sicuramente anche lui, no, potuto fare qualcosa di molto meno impegnativo rispetto a quello che ha fatto. Invece la grande differenza è questa, con l'aspetto assolutamente affascinante, nel caso di Perlasca, di avere avuto un passato da fascista. Nel frattempo rinnegato, anzi no rinnegato, lui se ne è staccato perché non ha mai rinnegato il suo passato da fascista e queste cose le ha anche poi pagate in qualche modo dal punto di vista politico in Italia al suo ritorno a guerra finita. Ma la decisione enorme, profondissima di agire, cioè di salvare concretamente vite umane, mettendo a repentaglio la propria, quello che è tipico dell'eroe. Io ricordo l'estate scorsa quante volte si è sentito pronunciare la parola eroi in riferimento alla nazionale italiana che ha vinto l'Europeo in Inghilterra. E mi veniva da ridere perché che eroi possono essere 11 ragazzotti che coi pantaloncini corti prendono a calci un pallone. L'eroe è colui che salva la vita a qualcuno mettendo a repentaglio la propria. Questo è un eroe. E io credo che il pubblico queste cose le capisca sin dalle prime battute, capisca quindi che non è una semplice enunciazione dei fatti, che non è un semplice voler ricordare il disastro umanitario che è stata la Shoah, ma capisca che c'è qualcos'altro, appunto la capacità di poter dire di fronte a un avvenimento tragico, io posso dire qualcosa su quella cosa, oppure posso fare qualcosa. Credo che questa sia la cosa che calamita sin dall'inizio lo spettatore e lo tiene lì per questa ora e mezza abbondante, con questo evolversi di cose che sono successe a Budapest, che anch'io ogni tanto, nonostante le 200 repliche che ci sono nel mio passato di questo spettacolo, ci sono dei momenti in cui in scena ancora mi stupisco di cosa possa avere fatto questo signore. E a proposito di pubblico e di relazione con il pubblico, abbiamo detto, come anzi ci ha ricordato, che Perlasca è uno spettacolo che ha fatto già centinaia di repliche, alcune delle quali sono già state in Friuli Venezia Giulia. Quindi chiudiamo questa nostra chiacchierata con quella che è un po' la nostra domanda di rito, ovvero se hai qualche ricordo
o qualche emozione legata al pubblico e ai teatri del nostro circuito? Allora, con l'ERT, se non ricordo male, io ho fatto una replica a San Vito al Tagliamento, una a Codroipo, dove tornerò a febbraio perché già all'epoca l'assessore alla cultura diceva ma questo spettacolo deve essere fatto vedere anche ai ragazzi e quindi nonostante questa situazione disastrosa attuale legata alla pandemia e alla difficoltà da parte dei ragazzi di poter uscire dalle scuole, a febbraio, insomma, a meno che la cosa non vada peggiorando, dovrebbe esserci una replica a Codroipo. E non si tratta di una replica all'interno del circuito dell'ERT, però è una replica fatta a Trieste. Posso comunque citare questo esempio? Sì, Allora, io certo, di tutta a la Trieste, regione. certo, Trieste è una città che ha amato questo spettacolo in un modo commovente. Sono stato, credo, 4 stagioni a Trieste. Prima nella Sala Bartoli del Rossetti, che forse rappresenta da un punto di vista logistico lo spazio migliore per poter fare questo spettacolo, perché è un teatrino contenuto con il pubblico lì proprio davanti a me. E poi quella che sembrava essere una follia, invece si è risultata una cosa eccezionale, è quella di fare delle repliche anche nella sala grande, esclusivamente per le scuole. Abbiamo provato a farne 2 in 2 anni diversi e in entrambe le situazioni c'erano quasi 1000 ragazzi seduti in platea. Però un ricordo straordinario di una replica alla Sala Bartoli, indimenticabile, è legato alla presenza quella sera in platea, in prima fila, quindi ce l'avevo veramente a meno di 1 metro da me, il signor Giorgio Presburger. Mi commuove ancora il ricordo perché lui è, oltre ad essere uno dei fondatori della Fondazione Perlasca, è uno dei salvati da Perlasca. Quindi lui quella sera era lì perché a casa, probabilmente nascosto in qualche cassetto delle sue memorie personali, c'era la lettera di protezione datagli appunto da Giorgio Perlasca a Budapest e che gli ha permesso di salvarsi la vita. Quella è stata un'emozione enorme, anche perché poi di lì a poco, dopo qualche settimana, è venuto a mancare. E poi se posso ricordare un altro momento straordinario di una replica fatta a Brescia, e spero di non commuovermi anche con questo ricordo, dopo una scolastica, una ragazza che aveva all'epoca 16 anni, quindi adesso sarà maggiorenne, perché con le scolastiche succede che il pomeriggio del giorno in cui ho fatto la replica al mattino o al massimo 2 o 3 giorni dopo, io vengo contattato via Facebook da decine e decine di ragazzi che hanno visto lo spettacolo, che mi chiedono un'amicizia. La stragrande maggioranza lo fanno evidentemente solo per così, evidentemente l'orgoglio di avermi tra i loro amici, però alcuni poi mi scrivono dei messaggi in privato chiedendo magari di approfondire alcune tematiche dell'argomento o parlando ancora dello spettacolo. E una ragazza un giorno mi ha scritto un lungo messaggio facendomi appunto i complimenti sullo spettacolo, su questa incredibile capacità di passare da un personaggio all'altro. E poi a un certo punto, quasi come fosse una postilla che poteva esserci o non esserci, in realtà mi ha squarciato il cuore, ha scritto: "Le devo anche confessare una cosa. Nonostante la mia giovane età, io ho già toccato 2 volte con mano istinti suicidi". Già qui è stato insomma una bella botta. Punto a capo, dopo aver visto questo spettacolo, ha scritto, dopo aver conosciuto la storia di Giorgio Perlasca, ho capito veramente qual è il significato della vita al punto tale che non attenterò mai più alla mia. A proposito appunto del messaggio molto oltre la storia di cui dicevamo. Io appunto ti ringrazio molto per aver condiviso queste emozioni e questi ricordi e per essere stato nostro ospite al Teatro a Casa Tua.
Ricordiamo l'appuntamento quindi in circuito per dopodomani, mercoledì 26 gennaio, con Perlasca Il coraggio di dire no, al Teatro Ristori di Cividale del Friuli, con inizio alle ore 21. Quindi grazie ad Alessandro Albertin per essere stato con noi. Grazie a voi. Come ultimissima cosa, è una piccola curiosità che mi è venuta in mente in questo momento. Io mercoledì sarò appunto a Cividale, nel frattempo sono state fatte 5 repliche, perché lo spettacolo ha ripreso a circuitare il 20 di gennaio, però il mio ritorno a Cividale è molto significativo perché il 5 marzo del 20 io ero al Ristori di Cividale con I Miserabili di Victor Hugo e quella sera, purtroppo per tantissimi noi teatranti, si è chiuso definitivamente il sipario per 1 anno e mezzo, anche di più, quasi 2. E quindi sarà piacevole tornare al Ristori in un paese che io conosco bene e che adoro per tanti Beh, motivi. è un piacere, insomma, anche per noi poter continuare a rientrare e abitare i nostri teatri e poter, diciamo, partecipare agli spettacoli, a questo momento di grande condivisione, appunto, tra chi è sul palco e chi è fuori dal palco in platea. Quindi grazie mille anche a tutti coloro i quali ci hanno seguito in questa nostra chiacchierata. Il Teatro a Casa Tua torna nella consueta giornata del giovedì. Chiunque volesse recuperare le puntate passate le trova tutte sulla nostra pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito www.rtfvg.it. Grazie a tutti e a tutte, buona serata. Ciao, grazie a voi.